Eccoci arrivati a Malga Ombretta. Questo è il centro, il baricentro delle Dolomiti. Ma questo gira? Sì, sì. Questo è un pezzo di Dolomia. Hai visto quella punta? Sembra un po' minaccioso. Quella è Cima Ombretta. È uno dei rifugi più antichi di tutte le Dolomiti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Malga Ciapela, notissima località del Lagordino. E la nostra meta di oggi è l'altrettanto notissimo Rifugio Falier. Abbiamo lasciato l'auto all'ingresso del camping Marmolada. Guarda che belli, questi sono dei gigli, una varietà di giglio viola. Aquileggia? No, l'aquileggia è un'altra cosa. Queste sono alcune delle conseguenze della tempesta Vaia del 2018 che da queste parti ha colpito veramente duro. Siamo arrivati al primo bivio e il 610, che è quello che dobbiamo seguire noi, è sia a destra che a sinistra. Facciamo questo qui che è più largo. Ripida! Sì, dobbiamo lasciare la strada, quella larga, e seguire le indicazioni Rifugio Falier, a destra. Cos'è quello in fondo? Quello in fondo con delle strisce di neve è l'Antelao, Antelacus.
Eccoci arrivati a Malga Ombretta. Sono robe militari queste. Qui c'era una postazione durante la prima guerra mondiale. Adesso per raggiungere il rifugio Fallières ci sono due sentieri, uno a destra che viene indicato come scorciatoia e l'altro in 30 minuti c'è scritto fate gli uomini, non so cosa voglia dire, che è quello principale. Noi facciamo quello principale almeno all'andata. Cos'è questo? Questo è il centro geografico delle Dolomiti. Vuol dire che siamo Non si sa bene cosa voglia dire. nel centro. Sì, siamo nel centro. È anche piuttosto recente. Eccolo qua. Marmoleda. E queste sono le coordinate geografiche di questo punto, latitudine nord 46 gradi, 25 primi, eccetera eccetera, e longitudine est 11 gradi, 52 primi, eccetera. Questo è il centro, il baricentro delle Dolomiti. Ma questo gira? Sì, sì, questo è un pezzo di Dolomiti. Eccolo qua, gira, Bello. a forma di cuore. Queste dietro di me sono le pareti della Marmolada, le pareti sud, sono circa 1200 metri di salto. Hai visto quella punta? Sembra un po' minacciosa. Quella è cima Ombretta. Ah sì? Sì, si può andare in cima lì. C'è una ferratina. Stiamo per affrontare l'ultimo strappo, circa un centinaio di metri di slivello, per arrivare al Fallières, che è già in vista da un po', qui sopra. Siamo arrivati a un incrocio. Adesso il Fallières è di là, c'è anche un cartello sull'albero per il 6:10, ma noi facciamo una piccola lezione da questa parte. Ecco, una postazione. Sì. Una era giù a Malga Ombretta, che è anche documentata, e una era qui, proprio sotto il Fallières. Siamo tornati all'incrocio dopo la visita al forte e adesso andiamo su per di qua, c'è il cartello Rifugio Fallières. Ultimo sforzo. Eccoci arrivati. Il comitato d'accoglienza. Siamo arrivati al Rifugio Fallières.
Pensate che questo è uno dei rifugi più antichi di tutte le Dolomiti. Infatti la prima costruzione risale al 1911. Poi, durante la Grande Guerra, è stato semidistrutto e ricostruito. E da qui il panorama è fantastico. Antelao, Pelmo e Civetta. Adesso torniamo indietro. E giusto per fare qualche piccola variante, scendiamo all'incrocio che c'è qua sotto e prendiamo il sentiero che viene chiamato la Scorciatoia per arrivare a Malgambretta. Sì, adesso andiamo a sinistra, arrivati all'incrocio, invece che scendere di qua, facciamo la Scorciatoia, che in realtà è soltanto un sentiero più alto. Qui bisogna stare un po' attenti. Oh. Altro metodo. Queste frane credo che siano piuttosto recenti. Sali. Oh, un'altra frana. Com'è? Boh, è semplice. Ma io credo che siano tutte frane recenti, forse dovute alla tempesta Vaia. Questo percorso lo abbiamo già fatto varie volte in passato e non ci ricordiamo di queste frane.
scusa. No, questo è ben diverso da quello che abbiamo fatto tanti anni fa. È venuto giusto. Ecco, la scorciatoia finisce qui a Malga Ombretta. Oggi è stata una bella sorpresa scoprire che siamo passati per il centro geografico delle Dolomiti. È stato un ottimo percorso sotto le pareti della Marmolada, bellissimi panorami e volendo si può anche fare in mezza giornata. Adesso, per tornare al punto di partenza, seguiremo lo stesso percorso dell'andata. Dal Rifugio Faliere è tutto, grazie e alla prossima!